Crollo del fatturato per 6 negozi su 10 nel milanese. Il dato è diffuso da Confcommercio e riguarda il 2013. Bar e ristoranti, ma anche cartolerie, ferramenta, tabaccherie e macellerie hanno avuto un calo di affari dal 10 al 30% rispetto al 2012. Certo, la congiuntura economica ha il suo peso, ma il presidente Ennio Gallo alza il dito contro l'aumento dei costi. Troppe tasse e imposte locali danno il colpo di grazia. Non è possibile, afferma, che un imprenditore sia costretto ad abbattere il proprio capannone per evitare una tassa ingiusta come l'IMU. C'è un ragazzo che sul web va fortissimo, è Enrico Nadai, il leader dei Free Boys, che si erano imposti ad X Factor nella squadra di Simona Ventura. Col nuovo singolo L'ultima pagina, il 18enne di Farra di Soligo è entrato nella top 10 dei brani più scaricati da iTunes. Un risultato clamoroso. In classifica per alcuni giorni Enrico Nadai si è piazzato davanti a mostri sacri della musica pop come Shakira e Katy Perry. E in continua crescita sono i fans su Facebook e Twitter, tutti in attesa del nuovo album in uscita a fine giugno. I turisti che soggiornano alle terme vogliono un souvenir da portare a casa, ma ad Abano non c'è niente del genere. I negozi sono del tutto sprovvisti di questo tipo di merchandising. Commercianti e artigiani vogliono dunque correre ai ripari e stanno cercando qualcosa di caratteristico che rappresenti la città. Tra le proposte, la colonna degli appelli col grifone, ricordo della visita ad Abano dell'imperatore d'Austria, oppure qualche elemento dell'antico parco del Montirone o il logo SPA, Salus per Aquam, stampato su oggetti e magliette.